Appuntamenti in agenda per sabato 8 marzo. Per il sabato dei libri alle 10:15 a Chiavari si terrà l'incontro con lo scrittore Roberto Chilosi nello spazio Zirandea Garden in via Raggio 37, ingresso Esedra in Palazzo Marana. Anche quest'anno le associazioni del Tigullio, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, propongono iniziative affinché le voci della comunità ligure possano unirsi in momenti di presenza collettiva e diffondere un messaggio contro la cultura patriarcale. La manifestazione si terrà alle ore 12 in piazza Matteotti davanti al municipio di Sestri Levante e consisterà in una breve azione teatrale della durata di 20 minuti. Nuovi incontri per la serie 1000 stelle, primo di una serie di 3 appuntamenti che si terranno di sabato alle ore 16. I colori dell'universo, piccolo viaggio nell'astrofotografia con Andrea Chiantore e Massimiliano Peri, astrofili e divulgatori dell'associazione Deep Lab. Appuntamento nei locali del giardino parrocchiale della parrocchia San Michele di Pagana in via Prelo numero 1. Saranno Milvia Callo Romiti, figura centrale e operativa dell'Associazione Italiana Malattia di Alzheimer del Tigullio, e Silvana Rigobello, ex presidente dei corsi di cultura, le due donne premiate quest'anno a Chiavari in occasione della Festa Internazionale della Donna. La consegna dei due riconoscimenti avverrà alle ore 16 all'Auditorium San Francesco. Ultimo appuntamento della rassegna culturale Uomini e Navi con il patrocinio del Comune di Chiavari, che ospita, in occasione della Festa della Donna, un incontro al femminile. Appuntamento alle ore 17 con Valeria Corciolani, scrittrice e illustratrice, al box 51 della sede della Lega Navale Italiana Chiavari Lavagna. L'assessorato alla cultura del Comune di Sestri Levante, sotto il titolo Una Nessuna 100.000, propone il programma di eventi culturali e artistici volti a riflettere sul ruolo della donna nella società attraverso teatro, musica e letteratura. Appuntamento a Palazzo Fasce Rossi in Sala Bo alle ore 17. Nella Giornata Internazionale della Donna verrà celebrato insieme all'Associazione Culturale DOR la terza edizione del Marti Sor, festa tradizionale moldo-romena con cui si celebra l'inizio della primavera. Appuntamento in Sala Rocca a Lavagna a partire dalle ore 18. Alle ore 22 The Sick Rose in concerto al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure in via delle Rocche numero 31, apertura del circolo alle ore 21:30.